anche da qui e non è molto più, il problema è sempre meno, quindi è sempre lo stesso. Abbiamo provocato l'inquinamento, abbiamo subito ciò che stiamo subendo. Sarebbe interessante che la politica ragionasse con un tema che parlavo con Marco tempo fa di perequazione, cioè fino adesso abbiamo dato, adesso trasformiamo questo fiume in un'opportunità, però qualcuno deve investire 4 milioni di euro. Infatti noi quando siamo andati al procuratore di Vicenza, che devo dire la verità è stato molto interessato, perché siamo stati più di un'ora a parlarne, abbiamo rivisto tutti gli atti, tutti gli studi che sono stati fatti molti, devo dire la verità, molto bravi, tanti attivisti, io parlo sempre per il Vicentino, ovviamente, per quella zona qua, poi ovviamente proprio Marco che ha supportato tutto quanto. Il nostro intento è esattamente quello. Tutto nasce da un fatto di una richiesta di accesso agli atti dove ci siamo resi conto che mancavano tantissimi atti, mancava in maniera enorme trasparenza e documentazione per tutti quelli che sono stati gli sversamenti, perché ce n'è uno del 77, che è il più grosso, e che c'è solamente una documentazione all'interno del Consiglio Comunale. Non mi ricordo adesso se era di Valstagna o di Chiampo. Forse di Chiampo, esatto. Io c'ero in quegli anni, facevo già il consigliere comunale. Ecco, allora di Chiampo, e abbiamo trovato nel verbale... È stata una lotta che non si immagini quanto. Ecco, allora abbiamo trovato nel verbale di Chiampo dove c'era un consigliere comunale che praticamente dichiarava questo, ma poi fine, non c'è più nient'altro, c'è solo un'altra documentazione. Allora appunto con l'Università di Milano abbiamo trovato questo medico che si è offerto volontario, abbiamo fatto tutto quanto l'analisi incrociando quelle che sono state le cause di morte in quegli anni e andando a incrociare quei decessi per vedere se ci sono state le variazioni significative, e ci sono state, però adesso sono atti depositati in procura, quindi ci informeranno nel momento in cui stanno analizzando adesso e andranno a fare anche, speriamo, delle indagini. Quindi noi non solo una volontà politica, però questa è cittadinanza attiva, cioè, perché ci sono un sacco di attivisti, di persone che ci vivono, perché come sapete bene anche voi l'acquedotto adesso ha i filtri, sono stato anche a visitare le aziende che hanno prodotto le pompe e i filtri, cosa mangi, racconto una cosa, però il problema è quello dei pozzi, perché abbiamo il problema dei pozzi per tutta l'irrigazione dei campi, dove molto spesso sono anche pozzi, lo sapete bene anche voi, che magari non vengono dichiarati, vengono utilizzati. Quelli sono pozzi che non sono stati messi in sicurezza e magari non essendo dichiarati non verranno neanche messi in sicurezza, e quindi il cane si morde la coda. Comunque l'azienda mi ha chiesto di non fare il nome, in questo periodo vicino siamo andati a visitare, che produce le pompe per l'acquedotto, mi ha fatto vedere, hanno delle guarnizioni veramente grosse così, spesse così, e mi ha detto costano circa 400-500 euro l'una, ogni 20 giorni le cambiamo. Cioè, stesso principio che diceva il sindaco, perequazione che mai visto una roba del genere, ogni 20 giorni bisogna cambiare guarnizioni industriali grosse così. Perché i costi alle poi pompe ricadono sempre su Sì, ma perché l'acqua se le mangia, l'acqua non l'acqua, quello che è, ha detto io non ho mangiato del genere, forse solo l'acqua. si mangia le guarnizioni sta roba. Quindi ovviamente noi adesso, a parte che stiamo portando avanti il reato ambientale, perché il procuratore diceva sì ma anch'io, ok, ma non ho, posso avere omicidio, quindi posso avere tentata strage, però sempre reati contro la persona. Il reato ambientale non è ancora previsto, sapete che lo stiamo portando avanti in Parlamento, adesso ovviamente stiamo facendo tutto perché purtroppo, come dichiarai a suo tempo, continua a dichiarare, Terra dei Fuochi ce l'abbiamo qui qua, che è una terra dei FAS purtroppo. Poi che fa meno scena, poi il FAS è comunque la punta di diamante di una problematica di inquinamento chimico che è dall'arsenico al cromo, cioè tutta una serie di problematiche che secondo me il FAS è una punta che serve in questo momento qua per tenere alta la soglia di attenzione, ma non deve far scordare tutto quello che nei decenni, perché purtroppo l'ARPA va a cercare quello che ci si dice di cercare. Il problema di FAS c'è da decenni, però i controlli sono stati casualmente scoperti facendo un controllo incrociato con uno studio che il CNR stava facendo nel Monferrato su un'azienda che produceva la medesima sostanza. Sono chiesti ma qual è l'azienda che produce la stessa sostanza in Italia? Mifeni. Hanno incrociato il dato e hanno scoperto che c'era lo stesso medesimo inquinamento che c'era sul Po e ce l'abbiamo anche noi. Quindi è questo chiaramente nel 2012-2013, quindi è una cosa abbastanza recente. Sì, perché la prima interrogazione è proprio, penso sia della Sonia Peranzoni da Montecchio, penso, ed è del 2013, tipo gennaio 2013, è stata l'interrogazione. L'ARPA ha cominciato nel luglio 2013 in Italia.
Il problema è che mancano dati dell'acqua, mancano tutti quanti i rilevamenti, perché il problema era che quando andavano a fare i rilevamenti avvertivano che andavano a fare i rilevamenti. Quindi abbiamo sempre tutto in regola, perché ogni volta telefonavano e dicevano guardate che domani veniamo a fare i rilevamenti. Grazie. E quindi questo è il problema, per quello siamo dovuti iniziare con tutte queste navi. Ora io sono qua oggi per dire, al di là del colore politico, al di là di tutto, questa è una battaglia per la salute di tutti. Per il territorio, per la salute c'è qualcuno che ovviamente ci ha guadagnato, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Questo è il momento di sederci a un tavolo e dire, esatto, cosa facciamo? Perché ieri abbiamo visto il Consiglio regionale che tira fuori 50 milioni per distribuire un po' di becchine prima del voto, quei 50 milioni sarebbero stati, esatto, i soldi ci sono quando c'è il momento di tirarli fuori. Magari 50 milioni, qualche milioncino qua per mettere a posto la salute delle persone lo tiravamo fuori. Allora questo è... No, il concetto... Anch'io perché non ho avuto becchine io. Ecco. Ma sopra, quello Quindi io direi, chi meglio di voi che conoscete il territorio, lo vivete, siete rappresentanti, il portavoce del territorio, per riuscire a dire, oh caspita, porca miseria, ma Regione Veneto, ma che cavolo sta succedendo? Cosa dobbiamo fare? Guarda, i nostri cittadini appunto hanno le esalazioni, mi hanno detto che c'è il fiume che butta fuori, come dicevi oggi, Sì, una giornata... oggi ho fatto primo sopralluogo con Colonia Veneta, sarà un po' per l'inclinazione delle luce del sole oggi, mi pare più scura del solito, c'è addirittura della schiuma, non so se ci sono coincidenza del fatto che siamo nel fine settimana, c'è magari meno... Non stavo arrivando io per quello. No, io avevo paura che invece se arrivavi te mettessero acqua pulita. Cristallina di fonte. Esatto. Comunque io l'ho visto morire in strada, perché c'è proprio un acqua. Era di domenica addirittura, E circa avevo dunque 57 nel 68 era di domenica, era verso maggio, fine maggio, e alle 6 della mattina, alle 6 e mezza della mattina ci siamo accorti, venivo a casa da messa con la mamma e c'era tutto pesce e ha continuato fino alle 4 del pomeriggio. Era un fiume che sfamava tutti i paesi. A quel periodo, dopo la guerra, tanta gente si sfamava pescando il pesce. Abbiamo continuato così per 20 anni. Il Prata era nero come il carbone l'acqua. Alla mattina mi ricordo che volevamo andare a dormire in comune, io sono da Marlara, perché era impossibile dormire alla notte. E alla mattina quando ci svegliavamo non avevamo il bagno o i rubinetti o l'acqua, allora con la saliva facevamo così e aprivamo le ciglia perché non eravamo capaci di aprire, avevamo tutte croste sugli occhi. E l'acqua ha continuato, ecco, abbiamo cominciato a vivere qualcosina meglio quando che dal Prata hanno emesso l'acqua dell'Ed. Addirittura io abito in una zona che veniva anche la fossetta di Castelbaldo, mettevano acqua dall'Adige, sarei anche su una zona un po' anche particolare dove sfocia il Tarazzo, dove... Abbiamo continuato così per 20 anni e niente, sul periodo invernale ancora, perché dopo le coinserie chiudevano sul mese di agosto, andavano in ferie e mi ricordo che a sabato e la domenica come oggi le coinserie sono ferme, a 3 km e mezzo l'acqua fa circa 3 km e mezzo all'ora adesso, perché adesso c'è l'acqua dell'erbe dentro. Perciò al sabato, alla domenica e al lunedì l'acqua arrivava pulita, perché al venerdì ci accorgevamo che lavavano le vasche, lavavano qualcosa, perché il sabato veniva giù che era tremenda l'acqua, però ora del lunedì ecco che l'acqua era bella, perché erano fermi. Dopo cosa è successo? Che avendo messo l'acqua del Prata ci siamo salvati su un po',
però anch'io mi sono malato di tumore e sto combattendo da 2 anni questa battaglia. È un tumore, mi hanno detto per inalazione o per... Ecco, chi mi dice che al di fuori del campo lavorativo ci sia stata anche tutta quell'acqua, perché anche i vapori alla mattina, lo sbalzo termico, si vedeva che l'acqua fumava, cioè sembrava come l'acqua calda, e naturalmente i metalli pesanti, se li respiriamo, ecco, è che sono arrabbiato per quello che mi è successo, ho capito quanto è importante è la vita e non trovo giusto che ci sia della gente che si permetta di inquinare. Non c'è una legge, in Italia non c'è nessuna legge che permetta di inquinare e perciò pretendo che anche certe persone o industrie, non è giusto che prevalgono sulla vita e decidono sulla vita degli altri, perché quando si prende una malattia così in una famiglia cambia tutto. Comunque io faccio l'agricoltore e vedendo l'acqua inquinata mi sembra che anche una parte della mia attività vada a sparire, cioè noi che vogliamo produrre sano, stiamo facendo di tutto, però porca miseria, com'è che facciamo a irrigare, che adesso addirittura, come è stato detto prima, ci hanno inquinato anche le falde acquifere, i pozzi, perciò abbiamo l'acqua sopra e l'acqua sopra. Ripeto, non permetto a nessuno che si permetta di togliere la vita a una persona che ha voglia di vivere, lavorare e stare qua. Vorrei prendere quei signori che hanno inquinato. Oggi hanno fatto vedere per la televisione quel bambino di 4 anni che è morto, che Papa Francesco lo aveva preso in braccio, che era della terra dei 5 fuochi. A quei signori che si sono permessi di inquinare le falde acquifere sotto terra e anche per terra, quando mangiano a mezzogiorno, mattina e sera, di mettere una fotografia di quel bambino aveva 4 anni, aveva voglia di vivere, è ora di finirla. Se continuiamo così moriamo tutti quanti e non auguro a nessuno che una famiglia venga colpita o entri una malattia del genere, perché viene stravolta la vita a tutti e anche le persone stesse, ci sono delle persone tutti quanti che siamo ricchi o poveri, tutti abbiamo voglia di vivere. Bravo!